Ciao ragazzi, guardate dove siamo oggi. Siamo appena entrati in Vallarsa e la meta odierna praticamente dal piano delle Fugazze qua fino al rifugio Papa dalle strade degli eroi. Perdonate la parlata un po' tremolante, ma tira un'aria veramente gelida stamane. E dopo, una volta arrivati al rifugio Papa, decideremo se proseguire ancora verso nord, verso cima al Paglione, in base un po' ai tempi. Adesso sono le 9 e vedremo cosa riusciremo a combinare e che ora saliremo al rifugio Papa intanto. Guardate che qui c'è anche il nostro amico Michael. Ormai che quota? 1484 metri. Ecco ragazzi, intanto abbiamo messo su i ramponi da ghiaccio, pronti a proseguire. Ormai com'è andata finora? Bene, bellissima giornata. E poi da quando abbiamo messo i ramponi in salita alla sesta marcia, perché veramente si va su che è un piacere. Adesso qua ci siamo fermati a ammirare un relitto della Grande Guerra e qua ho letto anche che è pieno, perché sono stato molto battuta questa zona dalle guerre e niente, sembra affascinante. Comunque E il proseguio promette anche meglio, mi sa, no? sì. Sì. Ragazzi, andiamo avanti. Si sale ragazzi, siamo a 1750 metri circa e già la vegetazione diventa a pino mugo. Ragazzi, siamo alla galleria d'Ave. Adesso dobbiamo toglierci i ramponi e fare un attimo un cambio di calzature. Ragazzi, intanto pauso panino con panorama a 1781 metri. Adesso però non prenderemo la galleria d'Ave qua dietro, ma forcaremo questo sentiero e magari la galleria la faremo al ritorno. Oh, ragazzi, attenzione, adesso vi mostro cosa mi ha fatto notare Michael. Guardate che figata! Oh, ma ragazzi, c'era un wind chill di meno 20 gradi sotto qua. Dopo aver misurato una temperatura corporea di 34 gradi dentro la galleria, siamo riusciti al sole. Adesso ci avventuriamo verso il sentiero che vi ho mostrato prima. Ciao ragazzi, abbiamo appena scollinato dal lato ovest e abbiamo visto siamo dinanzi a questo paesaggio. Ecco ragazzi, là in cima c'è il rifugio Papa, a cui manca ancora un po' di chilometri da arrivare. Da qui inizia un passaggio abbastanza complicato a causa del vento. Guardate ragazzi che bellezza, questo sentiero baciato dal sole, super innevato.
è super panoramico. Bene ragazzi, siamo arrivati all'altezza del Papa, 1950. Guardate ragazzi che punto meraviglioso qui abbiamo trovato. Tosta oh. Questo ragazzi è stato un passaggio abbastanza complicato, ma senza paura, senza indugio andiamo avanti. Ragazzi, una ferrata. Ma ragazzi, questo è tosto. Bene ragazzi, abbiamo superato il panettone di neve. Ragazzi, abbiamo appena attraversato questa fiancata della montagna, diciamo che è stata abbastanza tosta. Saliamo ancora. Intanto manca poco ragazzi che arriviamo a Cima Palon. Mamma ragazzi, tira un vento che fa impressione, oggi è gelido. Ce l'abbiamo fatta ragazzi. Ecco ragazzi, sono tornato operativo dopo un po' di problemi tecnici. Ovviamente il gelo ha scaricato le batterie del telefono in veramente pochissimi istanti e il vento in cima non ha permesso neanche di fare quei 2 video là, dopo siamo dovuti scappare. Adesso siamo per ridiscendere lungo il sentiero ufficiale per tornare al Rifugio Papa, dove ci fermeremo pranzare un attimo, focillarci perché non abbiamo praticamente mangiato finora e niente, adesso vi mostro un po' il panorama. Là sullo sfondo ragazzi, dietro questa montagnola innevata si vede il verde dell'altopiano di Asiago. Comunque intanto ragazzi vediamo se si vede. Ho avuto un piccolo infortunio tagliandomi su una roccia prima, succede. Adesso ragazzi andiamo a vedere il bivacco qua davanti. Attenzione ragazzi, bivacco tour alla Omero e Niccolò Balini.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Questo è il famoso bivacco alla fine delle 52 gallerie del Pasubio. Mike, la moca del caffè. E qua è lo stesso aggeggio che aveva l'accompagnatore amico di Omero per far caldo. Scaletta per andare di sopra. Veramente carino. E un Mike che è andato in avanscoperta su nel piano superiore. E poi ci sono altri 2 letti, ragazzoni. Cioè 2, 4 e altri 2, 6 posti letto, ragazzi. Che top. Ecco, ragazzi, comunque abbiamo deciso di approfittare di questo bel bivacchino per fare pausa pranzo, perché sono le 2:30 e non abbiamo ancora pranzato, quindi approfittiamo di questo bel tavolino comodo per mangiare qualcosa. Sì, panino. Ragazzi, chiudiamo tutto, li mettiamo come abbiamo trovato. E ragazzi, avete visto il bivacco dentro, mi è mancato solo da inquadrare la parte dei letti superiori, però se nel caso vorrete venire vi lascerò il piacere del dubbio. Ragazzi, guardate che situazione, la parte finale delle gallerie sepolte. E qui, guardate, nuova parte, diciamo, del Fugio Papa appena costruita. Strada degli eroi piena adesso, ragazzi. Come una lunga serpentina va finendo dall'altra parte. Che giornata, ragazzi, veramente strepitosa. Compagnia di Michael, top, giornata fantastica, temperatura sì fredda ma freddo asciutto, giornata da 9,5 di voto. Mamma, ragazzi, che spettacolo! Guardate che sasso che è scivolato giù dal canalone qualche giorno fa. Stanno uscendo delle foto e dei video che sono la fine del mondo. Non so neanche cosa tagliare quando modificherò il video, perché ho talmente tanti bei filmati che vorrei farlo durare 30 minuti questa escursione in video proprio. Questo, ragazzi, è veramente un bel passaggio col monte che ha scaricato giù la neve tutta nello stesso punto. Oh, ragazzi, comunque è proprio vero che la strada degli eroi è lunghissima, cioè il Papa sembra ancora sopra lì, invece abbiamo già fatto alcuni chilometri. Guardate l'uomo qua, ragazzi, che in forma oggi, le sue bacchettine e avanti tutto. Guardate che cielo, ragazzi, è veramente fantastico oggi. Ecco, ragazzi, siamo alla galleria d'Ave, quella che ci farà scollinare
al lato ovest della montagna. Guardate che roba, ragazzi, che cassa di stalattite. Ed ecco là, ci sono le 16 giuste. Siamo fermati un attimo all'uscita della mitica Davè. Adesso operiamo una deviazione dal sentiero principale. Adesso questa deviazione che non abbiamo fatto stamattina, andiamo giù per di qua. Sì, ma se acqua dopo fa sempre io, no? Magari recupero. No ragazzi, per piacere, abbiamo seguito questo cartello stamattina facendo tutto il giro dell'Oca per un sentiero lungo e eterno e adesso siamo discesi da questo, non c'è neanche un problema. No, che spreco di tempo. Comunque ragazzi, nel frattempo è successo un inconveniente che ha rovinato un po' l'escursione, ossia che a un certo punto a quota 1450 circa mi sono accorto che nello zaino non avevo la borsa con scarponi da trekking, diciamo, e sono provato a risalire fino ai 1800 dell'inizio della galleria Davè, dove avevamo fatto una sosta, però non ero neanche lì, quindi li avrò lasciati dentro il bivacco e vediamo se domani tornerò su a vedere se ci sono ancora. Ebbene ragazzi, come ho detto ieri, sono dovuto tornare per forza di cose qui a Pian delle Fugasse, per vediamo se riusciamo a trovare questi benedetti scarponcini, spero, perché comunque ci tenevo, dispiacerebbe perderli così, soprattutto dispiacerebbe sapere che qualcuno che viene in montagna faccia un gesto del genere, è abbastanza ignobile, quindi tocchiamo ferro e andiamo avanti. Oh, ragazzi, sono veramente contento perché c'è tutta la roba che ho lasciato qua. Bene ragazzi, sono tornato qua al bivacco e come vedete ho ritrovato sia il pile sia gli scarponi a trekking che ho rimesso nello zaino, e il bivacco era aperto, quindi qualcuno è centrato, però molto onestamente hanno lasciato qua tutto. Queste sono le persone che mi piacciono e i gesti che apprezzo. Ragazzi, io adesso non filmo più niente perché il ritorno l'avete visto quasi tutto prima. Io vi saluto dall'alto di questa meraviglia e noi ci vediamo alla prossima escursione.